Ultimo weekend in zona arancione, anche il Bassanese è pronto a ripartire, anche se con il freno a mano tirato, visto che bar e ristoranti potranno servire ai tavoli, ma solo se all'aperto, andando, come abbiamo in più occasioni sottolineato, a penalizzare chi non ha spazi all'esterno. Così come pesa ancora il coprifuoco alle 22, sarà finalmente una ripresa per musei, teatri, cinema che potranno, dopo mesi di totale oblio, riaprire le porte a cultura, spettacoli, arte, musica, tutto ciò che tanto è mancato in questo periodo difficile, pur con le limitazioni del caso, capienze ridotte, distanze di sicurezza, ma la bellezza di poter tornare ad ascoltare un concerto dal vivo e non solo sul PC, come abbiamo fatto finora, di ammirare di persona l'allestimento di una mostra, di seguire una pièce teatrale. La gente ha voglia di tornare alla normalità, anche se sarà difficile tornare ai tempi del pre-Covid. Resta infatti fondamentale che accanto a questa parziale ripresa delle abitudini, di una quotidianità che ci sembra lontana, ognuno di noi continui a mantenere ben presente che il Covid non è scomparso. Quindi, con ottimismo e serenità, capire che si ricomincia piano piano, ma senza mai abbassare la guardia.